La scuola dell'infanzia e primaria Beata Maria De Mattias di Sora ha festeggiato sabato 5 ottobre i nonni. Dal 2005, infatti, in Italia il 2 ottobre è stato scelto per festeggiare i nonni, giorno in cui la Chiesa Cattolica festeggia gli angeli custodi. Nel cortile della scuola, gli alunni della scuola primaria hanno accolto nonni e genitori che hanno partecipato ad un momento di festa con canti e poesie ed anche simpatici sketch in italiano e in inglese per dimostrare tutto l'affetto per i cari nonni. In un contesto gioioso e divertente, i bambini hanno voluto sottolineare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale. Gli insegnanti li hanno preparati al meglio per regalare un momento di gioia con poesie, canti e parole, in cui i bambini hanno espresso tutto l'amore, l'affetto e la riconoscenza verso gli amati nonni. I nonni amano due volte, perché sono i genitori della mamma e del papà, e cari nonni, venite qua, mi date sempre tanta felicità. I tanti nonni e familiari presenti hanno accolto con applausi e gioia gli adorati nipotini. A salutare e ringraziare i tanti intervenuti la superiora della scuola De Mattias, Suor Carmina Pannella. Bravissimi questi splendidi nipoti e tanti auguri ai genitori futuri nonni. State qua, quindi a tutti quanti auguri e bellissima giornata. Ci ha messo paura, però ecco. Ce l'abbiamo fatta. Auguri ancora e custodite questi vostri splendidi nipoti con tutto l'amore, l'affetto, siete degli angeli custodi speciali, ve l'hanno detto in tutti i modi, bravissimi. Nell'occasione della festa dei nonni, tutti gli alunni, gli insegnanti ed il personale scolastico hanno rivolto un augurio di pronta guarigione alla dirigente scolastica Suor Silvana Diomede.